Giovani sempre più costretti ad emigrare, imprese ancora in crisi e sacche di povertà in aumento, tutta colpa dei denari che non circolano, di un sistema andato in cortocircuito, bruciando di fatto uno dietro l'altro posti di lavoro, quel lavoro che non c'è, di cui ieri 1° maggio è stata solennemente celebrata la ricorrenza. Festa, ricordo, ma anche responsabilità e impegno. Ci auguriamo che il 1° maggio 2018 abbia potuto sensibilizzare chi ha incarichi istituzionali per ridare, mettendo da parte giochi di potere e di poltrone, una speranza concreta a questa nostra terra. Anche nell'Agrigentino non sono mancate le iniziative, riflettori puntati in particolare a Raffadali, dove è andata in scena la tradizionale sfilata dei carri assieme al corteo, poi il comizio delle organizzazioni sindacali. Al termine c'è stata l'intitolazione al senatore Salvatore Di Benedetto e alla moglie Vittoria Giunti di una parte di Piazza Progresso, quella antistante il Palazzo Principe, per tanti anni loro dimora. In serata poi il concerto del rapper Moreno, vincitore della 12ª edizione del Talent di Amici e autore di numerosi singoli di successo. A Comitini, sempre in serata, festa in piazza con l'esibizione della cantante portoricana Cecilia Gale. A San Biagio Platani gli archi di pane continuano ad attirare turisti e visitatori. Durante la giornata interessanti momenti artistici, musica e divertimento anche a Campobello di Licata. Ad Agrigento 1° maggio all'insegna della Colimbetra, con visite ed escursioni nel magnifico giardino immerso nella Valle dei Templi. Ci resta dopo la festa, ora che passa, tutto è quello che resta dopo un giorno di festa. Ero sulla spiaggia per un giorno di festa e la gente ballava per riprendersi.